problema sono quelli che rintracciamo nel utili che sgombrano un campo anche a varie situazioni. Questa la leggiamo ancora a padrone perché era un cavallo di battaglia quando c'erano i forconi. Quando c'erano i forconi ho detto no. Buonasera, secondo me per risolvere i vari problemi di quest'Italia ci vorrebbe che polizia e carabinieri si schierassero con il popolo e non continuassero a difendere coloro che ci stanno prendendo in giro in lungo e in largo, non solo noi popolo bue, ma anche le istituzioni come polizia e carabinieri. In poche parole ci vuole una vera e propria rivoluzione totale. Si ricorda mi ricordo, il manifestante che dice togliti il casco. Com'è? Ma non è questo. Guardi, che lo dicevo prima, il problema è che nei dimostranti, quelli che vanno a fare, a chiedere in piazza i propri diritti, a rivendicare i propri diritti, c'è sempre l'infiltrato. L'altro giorno a Torino c'erano i metalmeccanici che facevano la loro manifestazione. Mi dice come mai sono spuntati studenti o notav che hanno attaccato le forze dell'ordine? I video li abbiamo visti? Il problema è che, attenzione, che crediamo che queste persone prima o poi è quello che vanno cercando, perché si vede dalla crudeltà di come agiscono queste persone. Questi stanno cercando il morto di piazza. Sono professionisti del Questi stanno cercando il morto di piazza. Noi torneremo a un G8 di qualche anno fa. Prima o poi succede veramente una... Il G8 è stata una vicenda un po' controversa. Ma torniamo al morto di piazza e loro lo stanno cercando, perché sono organizzati, non c'è più la battaglia di una volta. Non abbiamo il rappresentante della sinistra, non so se Visentini è d'accordo con questa analisi. Non posso rappresentare. No, ma così in generale, diciamo. Nel senso che siede l'ultima sedia sì, perché è il più prossimo alla sinistra. Questa analisi non è un po' troppo... Questo è il problema. Caricata. E la polizia si trova sempre a fare da cuscinetto tra queste persone. Questi non capiscono che siamo lavoratori come loro. Ma i metalmeccanici... Senta qui, le forze dell'ordine dovrebbero difendere lo Stato e non i governi. Io ho giurato fedeltà allo Stato, alla Repubblica. A chi devo difendere? Mi dica. No, non so. Ha una certa esperienza, saprà chi deve difendere. Allora, c'è questa domanda che lascia intendere, non devo fare la scorta a Renzi. Io leggo i messaggi perché servono a capire anche l'umore di chi ma infatti la gente deve capire, Renzi è una di quelle persone, Renzi, il primo ministro, non Renzi come persona, il primo ministro è uno di quelle istituzioni che ha diritto alla scorta, diciamolo così. Questo è. Purtroppo in piazza invece la gente non ha capito che siamo lavoratori come loro. E non siamo lì a bloccare la manifestazione, siamo lì a garantire che la gente vada a protestare. Quanti in Friuli, Venezia Giulia, quante volte, io provengo da Pordenone, quante volte fino a ieri ci sono stati scioperi del blocco, semiblocco della statale 13, Idia Standa, Electrus, quanti? Ma nessuno è mai venuto alle mani. Va detto... Perché non ci sono infiltrazioni. Va detto quello che dice il collega. E di conseguenza è chiaramente una provocazione, perché l'utilizzo di questa penna va un po' a detrimento di quella che è la normativa vigente. Bisogna usarla con grano sale. Ovviamente sì. Però, guardi, meglio che ci sia una prova, pur che sia, piuttosto che niente trovarsi in certe condizioni come Quindi queste telecamerine di cui si parlava e dicevo... Quelle sono quelle che l'amministrazione poi a seguito anche della... Ecco, allora, vediamo un attimo. Quella lì è stata data, è stato venuto fuori il discorso di darla nelle situazioni di ordine pubblico. Però anche lì non è tanto nell'interesse del collega che si prima ruberebbe l'immagine, la seconda si sa che c'è e si sa che c'è qualcuno che l'accende, è responsabile chi l'accende. La prima è un regalo che ha fatto la segreteria del SAP agli iscritti. E lei va in negozio, se la compra, se io la trovo che lei registra la denuncio, perché c'è un garante della privacy, quindi è un regalo
così come poteva regalare l'uovo di Pasqua. Il discorso è diverso, perché Vabbè, è diverso, che è quello dell'amministrazione. Questo non è vero, perché tanto quello sappiamo dell'amministrazione, che si invece di usano regalare spesso i l'azienda e la telefoni per penna, fare le avete stesse È regalato... riuscito ad andare d'accordo fino a un certo punto, quando mancano 5 minuti boh, deve marcare la distanza, Sì, prego. ma non c'è niente da marcare, perché tanto guarda, le è stanno un dando. è un Le stanno mio dando. puro giudizio, insomma, no? Lì c'è un garante della privacy che non permette liberamente la registrazione. L'altra? L'altra invece è dotazione del Ministero ed è in fase di sperimentazione, ce ne sono circa 600 mi pare, sbaglio la cifra, Sì. 600 sono in dotazione, ha i reparti di Milano, Torino e Napoli, Roma. Ai capimuta, non al personale, ma chi controlla il personale. Sono sempre lì, Raffaele. delle telecamere disposte in cui l'accensione viene data per ordine del funzionario, la SIM viene presa, viene registrata, viene verificata nel momento in cui c'è il bisogno e poi la cancellazione avviene in un determinato periodo. Quindi è una cosa che stiamo sperimentando proprio perché ci sono i disgraziati tra i dimostrati. Quindi questa è una cosa. No, abbiamo capito. L'amministrazione sta sperimentando questo sistema di dotare i capi squadra, soprattutto nelle situazioni di ordine pubblico. La sperimentazione sta andando avanti, ma non va dimenticato che anche senza le telecamere noi abbiamo la polizia scientifica che tutte le volte che ci sono, come dire, manifestazioni di piazza svolgono il loro lavoro e loro riprendono le immagini. Dopodiché queste telecamerine noi non sappiamo se la sperimentazione sarà tale per cui doteranno tutti i poliziotti. Io ne dubito, non solo per ragione di costi, che forse quello sarebbe il male minore, ma perché, ripeto, La dovrebbero complicazione essere della forniti catena di comando, dall'amministrazione, probabilmente, no? perché, come dire, attenzione che con questa iniziativa poi, come Chi dire, dà l'ordine, domani chi- magari anziché regalare, non so, la spy pen, magari si regala qualcos'altro, insomma, i dipendenti non si può usare in servizio, non si può usare Bene. nulla che non è dato Molto dall'amministrazione. bene, Ecco, stiamo questo è per chiudere. L'altra grossa questione è l'uso della pistola elettrica. Lì un commento da voi tre, poi facciamo chiudere a Ziberna. Guardi, noi alla Polizia di Stato mancano i protocolli di intervento. Cosa sono? Sono tutti quei protocolli che servono quando arriviamo sul posto, quando siamo chiamati. Lei dice, ma come? Sì, il protocollo di intervento è questo. Allora, abbiamo avuto dei processi, condannati dei poliziotti, condannati dei carabinieri, perché usavano molto probabilmente forza contro forza. Non abbiamo dei protocolli che ci indicano quali sono le maniere di intervento. Allora, il collega diceva tutto quello che viene utilizzato dato dall'amministrazione. Bene, io già in altre occasioni ho scritto e ho detto attenzione, perché quella penna in altri stati come in America, viene utilizzata in una maniera un po' eccessiva. Sono passati dei filmati che credo facciano un po' pensare. Se quella quella pistola elettrica viene, la taser così chiamato, viene utilizzato su un soggetto che è sofferente di cuore, che ha un pacemaker e lo ammazzo, lei mi deve dire poi quando vado in tribunale cosa devo fare? Sì. Con Padrone che ha parlato anche, c'è questo messaggino che è inquietante, Padrone. Alla fine me lo racconta. Sì, dice, posso adottare Padrone, mi affascina il suo parlare. Questa è Graziella. E quindi uomo o donna? Uomo o donna, non si sa. Grillo prende 2.000 euro a intervista. No, dice di volere 2.000 euro, poi vediamo se glieli danno. Quindi stia attento anche lei, Padrone. Niente, abbiamo cercato in modo anche leggero. Ringrazio, posso ringraziare almeno? Ma aspetta un attimo. In modo molto leggero, un problema che è quotidiano, che dovete tenere presente ogni volta che vedete una divisa sulle strade, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia stato un momento di informazione soprattutto con delle persone che sono sul campo ogni giorno. Grazie a Ziberna, grazie a tutti quanti e alla prossima. Grazie. Grazie.